Una marcia per la pace, l'uguaglianza, i diritti. Una marcia per dire no al razzismo, all'odio ed alla xenofobia. Questo è l'obiettivo del corteo antirazzista a cui hanno partecipato centinaia e centinaia di persone domenica 29 settembre a Sora, organizzato dall'associazione Aspagorà. Il corteo, partito dalla stazione ferroviaria, ha attraversato la città fino a giungere in piazza Maier Ross. Andiamo a riprendere la nostra città e andiamo a riprendere il nostro futuro per mettere in atto un cambiamento decisivo e non smettiamo mai di lottare. L'associazione ha scelto la data della 105esima giornata mondiale del migrante per dare un forte messaggio alla città ed all'intero territorio. Oggi ricorre la giornata internazionale del migrante, quindi si festeggia in tutta Italia, anche se c'è poco da festeggiare veramente. Abbiamo deciso di farla proprio in questo giorno perché è importante dare un segnale forte a tutta la città, ma non solo, perché questa iniziativa comunque sta avendo una risonanza a livello non solo provinciale ma regionale, anche oltre. Tanto per dire, è arrivata l'adesione di Libera contro le mafie di Palermo, dell'ex sindaco di Lampedusa Giusy Nicolini e di tante altre persone che hanno fatto della loro vita proprio sarà una vocazione a difesa degli ultimi, a difesa degli immigrati. Principalmente questa associazione nasce per difendere le persone che vengono in Italia e che scappano dalla guerra, dalle torture. Però Aspagorà c'ha anche lo scopo è anche molto più grande, quindi non ci limitiamo soltanto alla difesa degli immigrati, ma alla difesa di tutto ciò che è debole, di tutto ciò che viene emarginato, la difesa delle donne, per esempio, la difesa degli ultimi che non hanno lavoro, che hanno difficoltà ad andare avanti, la difesa delle persone cosiddette diverse, parliamo di chi viene identificato in maniera molto pesante come gay o lesbica, e noi pensiamo che tutti gli esseri umani hanno gli stessi diritti, senza distinzione, così come dice la nostra Costituzione oltretutto, quindi senza distinzione di religione, di razza e di colore politico. Tante le adesioni al corteo, dai comuni del territorio agli enti e le associazioni locali e nazionali, che uniti hanno sfilato insieme agli ospiti dei centri di accoglienza per ribadire che tutti siamo uguali e abbiamo gli stessi diritti. Abbiamo deciso di partecipare a questo corteo perché ci sono varie forme di razzismo e di discriminazione e la storia che racconta questo corteo e la comunità che quindi si è attivata a seguito dell'episodio è una storia che racconta da un lato di una comunità solidale che quindi non lascia passare queste forme di razzismo e di discriminazione, dall'altra di una comunità appunto che si organizza per fare di questo anche delle proposte attive di come vogliamo che funzionino le cose e di come vogliamo che siano le nostre comunità e i nostri territori. Ed è chiaramente una storia simile a quella di Mediterranea, che un anno fa ha scelto di andare in quel pezzo di mare dove non c'era quasi più nessuno, dove impedivano non solo di salvare ma anche denunciare gli orrori dei quali ci stiamo macchiando, non solo noi come Italia e come Paese tramite accordi e politiche, ma anche l'Europa, ma anche proprio noi come abitanti di questo pianeta. E quindi ci uniamo anche noi oggi a questo corteo allegro, forte, determinato nel cambiare le cose e non lasciar passare, non volgere mai la testa dall'altra parte quando ci sono delle discriminazioni.